Sì. Siamo scesi in un'altra domus che è piccolissima, strettissima, con 3 stanze. Vediamo, un po' siamo al buio più completo. Gavino, sei inoltrato, vediamo se riesco a riprendere. Spegni. Ci sei, c'è l'uomo. Sei tu che ci hai spento la telecamera? Qua c'è il rec, anche più bella addosso. Raga, non sappiamo se abbiamo ripreso prima. Dai, c'è l'uomo. Sei sempre qua vicino a me? Io non sto molto comodo. Però pur di parlare con te ci rimango. Mi stanno assalendo le zanzare. Dai, facciamo così, aspetta. Ha segnalato, ma non sappiamo cos'è successo. La telecamera si è spenta. Ci vuoi mandare voi che andiamo via? Ci stiamo dando fastidio? Sì. Non ho illuminato. Cazzo no. No. Sì. Ripeto, ti stiamo dando fastidio. Se si illumina. Ti stiamo dando fastidio. Chi è che ha detto quella voce? Raga, avete parlato? No. Sei stato tu a dire hai detto qualcosa? No. Non voi, ragazzi. Perché da lui. Quindi noi qua ti stiamo dando fastidio. Noi siamo, sì, e mi ha riconfermato. Benissimo, però noi vogliamo comunicare con te, non ti vogliamo mandare via. Se vuoi che andiamo via, illumina. È illuminato. Perché vuoi che andiamo via? Tu stai bene qui. Vuoi comunicare con me? Dimmi. È illuminato. Dimmi. Allora, devo fare le domande. Vuoi comunicare solo con Gavino? Ti fai le domande Gavino? Sì, Gavino a te. Ti dico se illumina. Tu non puoi capire cosa c'è qua dentro, Francesco. Cosa c'è? Un'aria bassa. Caffa. Affa, non c'è aria. Allora escila. No. Allora, Sei morto qua in zona? O sei qui di passaggio? Mi hai già detto che sei un uomo e sei all'interno di questo buco. sei seppellito qui ancora. Le tue ossa erano qua. La tua famiglia viveva qua. Oppure sei seppellita qui. Ci sei solo tu. Ci sei solo tu. C'è solo lui. Sinardo si è fatto. Scusate ragazzi, ma qua l'aria è poca. Sì, infatti. Facciano un po' di fatica a respirare. Parolimo. Cos'era quel respiro? Sinardosso. Cos'era quel respiro? Ero io. Ah, ok. Scusate, la Francesco non fa le scherzi. No, veramente qua l'aria è insostenibile. E tu hai 2 ingressi lì, io qua non ho niente. Sono in giro. Allora, vabbè, pensiamo al nostro amico. Dimmi, riesci a palesarti vicino a Gavino? Vieni vicino a me. Toccami. Fammi sentire la tua presenza. Ci sei? Sei ancora qui vicino a noi? Dai. Sei ancora qui? Sì, è ancora qui. E vuoi sempre che noi andiamo via? Sì. Sì, Davide. Non li vedo. Adesso. Perché? Sei proprio vicino a me. Perché vuoi proprio mandare? Va bene, non riesci a comunicare, però. Perché ci vuoi mandare via? Perché ti stiamo dando fastidio? Come adesso? Quindi mi devi dare una motivazione, io ti do delle motivazioni perché noi dobbiamo andare via. Perché tu vuoi riposare in pace. Non vuoi essere disturbato. Nella tua quiete. Ti dà fastidio la nostra presenza. Ti dà fastidio la nostra presenza. Ma si sta illuminando? Sì. Adesso. La presenza di chi? Di Gavino? Francesco, tieni. Perché? Rimani lì che c'è aspettato. Perché mi sta andando a pila? Questo? Lo vuoi? No.
Sicuro? Sì. Vuole comunicare? A me, vabbè, proviamo. No, non vuole comunicare, ci vuole mandare via. Ah. Gli stiamo dando fastidio. Giusto? Allora, Ti sto dando fastidio. Anzi, ti stiamo dando fastidio. Adesso spengo. Ti sto dando fastidio. Illumina, ci sei? Sei qui ancora? Vuoi che sempre andiamo via? Adesso se mi illumini andiamo via, dai. Perché mi sa che Gavino arriva. Ci sei, Gavino? Sì. Dai. Allora, se vuoi che noi andiamo via, dacci la conferma e poi ritorniamo dopo. Grazie, dai. Vai che meglio che non usciamo perché Gavino è lì, gli manca l'aria. Ci vediamo dopo, grazie comunque per la tua comunicazione. Grazie per aver dato voce a te. Possiamo andare, continuiamo il nostro tour. Fate luce, per favore. Luce, raga. Aspetta, la faccio io luce. Vabbè. Comunque è possibile sotto respirare. Immagino. C'è là sotto. Tieni questo. Sta registrando. Ciao. Adesso. Gavino sta uscendo. Dove? Posso aprire? Io sto prendendo aria. Adesso Gavino sta uscendo. Ma spegnete tutte le luci. Ritorniamo al buio più completo. Io non ne ho luci. No, c'è tutti accesi. Eccoci qua. Stavamo uscendo dalla Domus e K2 è iniziata a illuminare sino al rosso. Se c'è qualche entità, persona, illumina. Grazie. C'è l'uomo che stava giù, sì. È l'uomo che stava giù. Adesso sei contento e noi stiamo andando via. Tanto. Scusa se ti disturbo. Adesso sei più tranquillo, hai visto che non abbiamo intaccato e non rovinato niente. Siamo usciti tranquillamente e vogliamo solo dare voce a te. Questo l'hai capito? È indifferente, vuoi che andiamo via? Giusto? Ci stavi salutando? Oppure sei contento che andiamo via? Se vuoi ti lascio Gavino, io me ne vado. Oppure ci andiamo tutti. Fine, adesso torno dentro. Ritorniamo dopo qua, dai. Adesso ci facciamo le altre domus, le altre case, con le altre tombe. Ci segui tu? O rimani qua? Ci segui? O vuoi rimanere nella tua casa? Nella tua tomba? Nel luogo in cui giace, dove giaceva il tuo corpo? Lo sai questo che sei morto? Ne sei consapevole? Oppure sei vivo ancora? Ci sei? Ci sei? Se illumini ce ne andiamo veramente. Ciao, illumina. Salutaci. Torniamo dopo. Ciao. Un bel saluto. Arrivederci. Vuoi che ce ne andiamo? Ciao, ci ha detto. Sì, diverse volte. Diverse volte per andare via. Io A dopo. adesso ce ne andiamo. Eccolo. Ciao. Va, Millo. Sto registrando. Andiamo via. No, adesso. Lascia tu capi. Solo dove te. Ogni volta che gli chiedi se vuoi che ce ne andiamo. Sì, stiamo andando. No? Stiamo andando Illuminate, per favore. Non ce l'ho. Ciao. Ce la fai? Tutto hai, adesso controlliamo se abbiamo tutto. Fatemi uscire prima di punto. Eia, no, io sto sempre registrando. C'è stato un rumore. Vabbè, tanto stanno a coricarmi l'un'altra, quindi tranquillo. Ciao. A dopo. Spegniamo. Ma giuro, io giuro per dire ai miei altri. Smetto di essere un uomo. Ok. Oltre ad essere uomo, si illumina. E poi le altre domande non interagisco.
Riesci a buttare un K2? Non a illuminare, a buttarlo. Ma solo quello che io ho in mano si sta illuminando. Sì, adesso sì. C'è la tua famiglia qua. Ok. Capito. Oppure un sacerdote. Un uomo. Eccolo lì, si è illuminato anche l'altro. Sì. Sì, un sacerdote che è rimasto Quello là qua. che si sta illuminando. Sì, lo sto riprendendo.